Buonasera, bentrovati, eccoci al nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport. Naturalmente è l'ultima puntata settimanale, siamo a venerdì e allora andiamo a concludere, andiamo a riepilogare quello che sarà il prossimo weekend che andremo a vivere insieme a voi. E allora cominciamo ricordandovi che ci trovate in modalità on demand su www.venetoglobe.com, la nostra web tv, e naturalmente ci trovate da questa settimana anche sul canale 95 per le regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia rispondenti a Caffè TV 24. E allora 19:40 il nostro orario. Eccoci da questa inquadratura per parlare naturalmente di Formula 1 in apertura. E parliamo di Formula 1 con Hamilton, che ha dichiarato in queste ore di voler vincere il titolo costruttori perché se lo meritano, ha detto, gli uomini della Mercedes. Intanto sembra confermato per il 2020 il Gran Premio del Vietnam e dalla regione Lombardia parallelamente arriva la conferma di un contributo di ben 25 milioni di euro per mantenere e salvare il Gran Premio di Monza. Siamo nell'ambito calcistico, cominciamo quest'oggi dalla Serie B con Livorno, perché nel giorno dell'ufficializzazione di Breda la Curva ha minacciato lo sciopero per domenica. I tifosi vanno contro la proprietà, la Curva Nord infatti, almeno così sembra, contesterà gli Spinelli ad oltranza. Stasera intanto la Serie B torna in campo alle ore 21, la giornata con Perugia-Crotone, sabato si gioca domani Ascoli-Padova, domenica Brescia-Verona e Cittadella-Venezia. Per l'Entella invece siamo all'ultimo atto perché è ufficiale, rimarrà in Serie C. Al club rimane la battaglia adesso per i danni milionari subiti. In Serie C, sempre per quanto riguarda il calcio, nel girone B, domenica, queste sono le gare che più da vicino ci interessano. Vicenza-San Benedettese, Feralpi-Salò, Virtus Verona e Pordenone-Triestina, derby del Friuli Venezia Giulia. La Serie D invece nel girone C giunge alla sua 10ª giornata con una domenica fatta di un derby per quanto riguarda San Donà e Montebelluna. La formazione di Checco Feltrini è alla ricerca ancora di una conferma di risultati e di una continuità soprattutto di risultati. Molte, per non dire quasi tutte, le gare si disputeranno e saranno disputate nella giornata, nel pomeriggio e nella serata di oggi, quindi poche le gare, pare una o due, le gare che si disputeranno e si terranno nella giornata di domenica. Tutto regolare invece la domenica dell'eccellenza, sempre per quanto riguarda il calcio. Nel girone B, anche qui 10ª giornata con questo tabellino. Lia Piave Union QDP, che sarà seguita dalle telecamere di Veneto Globe, Luparense Union Pro, Nervesa Mestre, Porto Mansuè Liventina, scontro interessante questo per la formazione del Porto Mansuè guidata da Stefano Andretta, nuovo tecnico, che affronta la Liventina di Rorato. Il Real Martellago giocherà contro il Giorgione, vedete, con l'esonero di Albino Piovesan, lo avevamo un po' anticipato. Domenica nell'intervista Albino Piovesan aveva fatto capire che avrebbe potuto tirarsi da parte quando la frase è stata: beh, vedremo chi sarà il condottiero che comanderà e che piloterà ancora questi ragazzi, o se lo farò io con l'aiuto di qualcuno. Così non è stato. Albino Piovesan è stato esonerato, al suo posto Francesco Cominotto. Tombolo Eclisse Careni Pivigina, Treviso Vittorio Veneto, San Giorgio Sedico Istrana, riposerà il Calvi Noale. Intanto vi ricordo che Istrana Liventina si rigiocherà il 14 novembre prossimo. Andiamo in promozione, perché in promozione nel girone D, scusatemi, 10ª giornata, ed è un girone piuttosto interessante anche per alcune partite che si disputeranno proprio domenica. Per esempio, da tenere d'occhio, Fontanelle Città di Caorle, poi Fossalta Conegliano, con il Fossalta di mister Marco Conte, che ha fatto un suo esordio sulla panca tutto positivo. Il Conegliano invece arranca, domenica ha perduto 4-1 contro la ZTLL Sinistra Piave. Giulia Sagittaria Cornuda Crocetta, 90 Porto Gruaro, bene il Prodeco Montello nel suo campionato, continua, affronta proprio la pericolosa ZTLL Sinistra
Piave, Vazzola Favaro, Vedelago Opitergina ed infine Villorba Lovis Spresiano, derbissimo questo del Trevigiano. Passiamo al basket, sempre nell'ambito trevigiano con la TVB, Treviso Basket in casa contro Verona ha vinto per 75-66, adesso si va a Mantova per continuare questa striscia positiva e deve essere così, lo ha detto e lo ha voluto e lo ha chiesto anche Max Menetti. Sentiamo con la nostra Valentina Dalmas l'intervista che ha realizzato con un tifoso, uno storico tifoso della Curva Sud che ci parla soprattutto della donazione fatta alle popolazioni del Bellunese colpite dalla alluvione. Sentiamolo. Siamo qui con un membro dei Fioidea Sud, Pigi Pierluigi. Oggi una vittoria ci stava. Sì, ci stava dopo le brutte prestazioni di 100. È stata sofferta, però anche bella così, insomma, ecco, sofferta, perché sennò è comunque un derby, insomma. Ecco. Voi come sempre seguite la squadra e non fate mai mancare il vostro tifo e il vostro supporto, però oggi oltre alla squadra c'era da supportare i territori appunto del Bellunese interessati da un'alluvione. Sì, diciamo che la vita è fatta di esempi e abbiamo comunque nel nostro picco voluto dare un esempio di solidarietà per delle persone più sfortunate e quindi speriamo che magari sia apprezzato, sicuramente verrà apprezzato e che venga seguito soprattutto da tantissime persone e che si aiutino queste persone che stanno soffrendo. Oltre alla società oggi anche voi avete dato il vostro piccolo contributo, tra l'altro una piccola chicca, io sono del Bellunese quindi fa piacere perché comunque ci sono zone dove sono state molto colpite. Sì, fa piacere e anzi colgo l'occasione per ringraziare anche i tifosi veronesi che hanno fatto anche loro un'offerta per cui non era comunque richiesta, l'hanno fatta e gli va dato comunque molto merito e ci auguriamo che anche dei piccoli gesti possano un attimo dare un po' di sorriso a certe persone che in questo momento non ne hanno. Insomma. No certo, e al di là del risultato in campo l'unione fa sempre la forza. Ma sì, dopo la fine, ripeto, comunque è una partita, siamo contenti di averla vinta, saremmo più incazzati se l'avessimo persa, però dopo la fine siamo contenti che, ripeto, venga dato un segnale di solidarietà a persone, ripeto, che stanno soffrendo molto, insomma, ecco. Cosa ci farete vedere a Mantova? A Mantova, a parte il caro biglietti che 16 euro un biglietto di curva è un furto, voglio dire, noi speriamo di andare in tanti come al solito e soprattutto speriamo di invertire il trend facendo una seconda vittoria consecutiva per venire qua a giocare in casa contro Iesi magari un po' più lanciati rispetto a stasera, sì, un po' più carichi. Grazie mille, gentilissimo, grazie. Bello questo servizio della nostra Valentina Dalmas, effettivamente 16 euro è un po' caretto come biglietto in curva, complimenti comunque alla tifoseria del Treviso e anche alla società del Tezenis Verona che hanno consegnato circa 7.000-8.000 euro alle popolazioni appunto bellunesi colpite dal maltempo, come aveva fatto in precedenza nei giorni scorsi anche la Lega Femminile Pallavolo che aveva consegnato un assegno di 10.000 euro al governatore Luca Zaia. Rimaniamo sempre nell'ambito della pallacanestro perché vi ricordiamo che domani sera streaming audio e video su www.venetoglobe.com e poi sul sito anche del Ponzano Basket per seguire la gara interna del Ponzano Basket di Serie A2 femminile che giocherà al Pala Cicogna. Al Pala Sacconni invece di San Vendemiano sabato scorso Bernareggio ha espugnato il campo e ha vinto contro la squadra di Marco Mian. Andiamo a sentire il coach di Bernareggio che è sicuramente uno dei più giovani del girone, si chiama Marco Cardani, eccolo. Devo ringraziare la società che mi dà questa opportunità, che comunque è il mio secondo anno a questo livello, quindi è comunque un bel rischio da parte della società ed è una cosa che apprezzo molto. Ecco. È un rischio a giudicare da questa sera ben commisurato perché è stata una gran partita, impostata in velocissima fin dal primo quarto. Sì, sono contento perché come avevamo fatto anche settimana scorsa in casa con Reggio Emilia abbiamo giocato 2 partite di fila controllando la partita, cosa che a inizio stagione era per noi impensabile, considerato che tra precampionato e le prime 3 partite eravamo 0-7 con squadre del nostro livello, quindi di Serie B. Abbiamo preso fiducia nei 2 scontri diretti con Olginate e Reggio, che sono 2 squadre che comunque sono costruite per salvarsi e
di partenza lo siamo anche noi, però abbiamo un gruppo molto giovane che lavora bene insieme e quindi speriamo di avere altre prestazioni di questo livello. Hai detto bene, un gruppo giovane che lavora bene insieme, ci sono anche dei personaggi che hanno un certo spessore. Sì, è chiaro, noi abbiamo affidato una responsabilità importante a Laudoni, a Bossola, a Todeschini, che sono i 3 giocatori senior di questo livello, importanti. È chiaro che poi devono tirarsi dietro tutti gli altri, soprattutto in settimana, perché il miglioramento si fa soprattutto lavorando in settimana. Il bilancio finale sul campionato come lo vedi? Per il momento giusto così oppure ti ha deluso, Ma per quanto ci riguarda, onestamente, noi siamo stati competitivi con le squadre con cui speravamo di esserlo. Con le altre noi oggi non siamo una squadra che ha il livello da playoff, ecco, per intenderci, però penso che sicuramente è un gruppo nostro che può migliorare molto. Quindi come l'hai visto? Io onestamente fino alla partita di oggi era la rivelazione del campionato, perché comunque ha avuto un calendario durissimo fino ad oggi e ha fatto 6 punti contro squadre da playoff, quindi io onestamente sono doppiamente soddisfatto della nostra prestazione. Anche con voi fino all'ultimo. Esatto, quindi sono doppiamente soddisfatto della nostra prestazione. E allora in bocca al lupo. Crepi, grazie. Era Marco Cardani, allenatore tecnico, coach appunto del Bernareggio. Lasciamo il basket ricordandovi gli appuntamenti appunto con il nostro streaming e passiamo all'Imoco. Si avvicina, mancano 24 ore, questa Supercoppa che assegna la prima coppa e il primo trofeo importante di una stagione. Nelle dichiarazioni di presentazione con le varie giocatrici, l'Imoco Volley Conegliano con il suo presidente Piero Garbellotto ha sempre sottolineato e sempre detto: ci piacerebbe essere in tutte e 3 le finali, cioè campionato, Supercoppa, sarebbero 4, Coppa e Champions League, ci piacerebbe, dice, essere in tutte le finali. Vedremo quello che succederà. Intanto godiamoci questa Imoco Volley Conegliano Igor Gorgonzola Novara, e allora chi meglio del presidente della Lega Femminile potrebbe inquadrare e può inquadrare questa situazione e questa grande partita di questo grande campionato, come lo definisce Mauro Fabris. Presidente, un segnale da 10.000 euro, diciamo che è un bel segnale della Lega. Sì, la pallavolo è uno sport che piace tanto anche perché è diverso da tante altre discipline, molto inclusivo, molto solidale, molto partecipe delle realtà in cui vive, e quindi non potevamo essere a Treviso con una Supercoppa che sarà senz'altro mondiale dal punto di vista agonistico e per i valori che vedremo in campo, senza dare un nostro modesto ma credo significativo, come l'ha definito il Presidente Zaia, contributo appunto per risollevare le realtà colpite dal maltempo in Veneto in queste settimane. Cioè la Mangifesta ha dato dei dati piuttosto importanti per il movimento, per il traino che ha avuto il mondiale. Sì, la pallavolo femminile è esplosa al mondiale con quel successo appunto che abbiamo ottenuto, ma è un movimento carsico, io lo definisco, nel senso che cresce, continua a crescere, la pallavolo femminile in particolare, e i numeri che arrivano non sono una sorpresa per noi, sono frutto anche di un lavoro fatto grazie a queste straordinarie società dove ci sono degli sponsor importanti che investono, una capacità organizzativa non indifferente. Noi quest'anno porteremo 5 squadre italiane nelle competizioni europee, avremo 115 paesi collegati appunto che seguiranno l'evento di Treviso sabato prossimo, abbiamo una nostra TV di Lega che è seguitissima ed è stata la prima a livello web appunto per una disciplina sportiva. Insomma, la pallavolo femminile non è un caso se ha raggiunto il successo che tutti hanno visto al mondiale, perché c'è un lavoro alle spalle molto duro da parte delle nostre società e abbiamo in campo le atlete migliori che oggi sono nel mondo. Ha parlato di squadre, 5 o 6 squadre in grado di competere nel campionato, ma saranno ancora Imoco e Novara secondo lei? Le prime giornate del campionato dicono sì, nel senso che abbiamo queste 2 formazioni che stanno facendo veramente una pallavolo di altissimo livello. Segnalo semplicemente che questo è frutto anche del roster che hanno messo in campo ovviamente e del fatto che sono due squadre dove le nazionali italiane in particolare, ma anche appunto le serbe che giocano a Novara stanno facendo la differenza rispetto al livello degli altri. Vedremo in corso di stagione perché già lo vediamo, ci sono altre società a punteggio pieno e saranno solo gli scontri diretti a farci capire in proseguo di stagione. No, il campionato italiano rimane il campionato più competitivo al mondo, se qualcuno aveva dubbi quest'anno i dubbi se li deve togliere, perché quello che vediamo appunto sul Taraflex tutte le domeniche dimostra che siamo veramente un campionato mondiale.
Vogliamo essere tifosi? Allora salutiamo il presidente Mauro Fabris. Vogliamo essere tifosi? Beh, non mancate al Palaverde, si attende forse un sold out, manca ancora pochissimo, ma sabato sera ore 20:30 per tifare i Moco Volley Conegliano. Non ce ne vogliono gli amici appunto di Igor Gorgonzola Novara, sarà una gran bella partita sicuramente che assegnerà la Supercoppa 2018. A tutti voi una buona serata, una buona continuazione sul canale 95 di Caffè TV 24, sulla nostra web tv www.venetoglobe.com. Ci risentiamo lunedì, vi racconteremo quello che sarà successo negli avvenimenti sportivi del weekend. Buona serata.